presentato il racconto che ha vinto il premio letterario Friuli Venezia Giulia, un bel modo per raccontare il nostro territorio. Sì, questo è il quarto anno e devo dire che si riesce ad abbinare la letteratura al territorio. Questo è stato anche lo scopo per il quale è stato istituito il premio, cioè attraverso un'opera letteraria raccontare il Friuli Venezia Giulia non dal punto di vista turistico, non dal punto di vista promozionale, ma dal punto di vista di uno sguardo, delle volte anche come in questo caso temporaneo, di pochi giorni, forse anche si percepisce dall'ISO quasi superficiale, ma come viene vissuto quindi il nostro territorio da chi lo visita anche dall'esterno, oltretutto scegliendo grandi autori di livello nazionale. E quindi secondo me anche questo contribuisce a far conoscere il Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto contribuisce a valorizzare per esempio una manifestazione come Pordenone Legge, che ormai è di caratura internazionale e che può portare anche in quest'ambito la nostra regione quale protagonista.